mossa dei capelli. Sì, non si capisce come mai è bellissimo poi in fondo, no? Sì, in effetti sì. Perché c'è il mistero della pittura, non c'è cioè, è un bellissimo quadro. Poi c'è una tavolozza lì per terra, dietro la Sì. sedia. C'è una tavolozza vuota, con poche tracce di colore. La cosa bellissima è la bocca, quella specie di smorfia che c'è, Morfia che tutta storta. È tutto storto Cézanne sempre, eppure sta tutto con una forza in piedi, come se fosse inchiodato al pavimento. Poi è bellissimo il fondo, la stoffa dipinta, come sono dipinti i pantaloni, la giacca. E il teatro come è nato? Ho dato molte delle mie energie anche al teatro, ma il teatro non ha amato me. Sono sempre passato per, vabbè, un letterato. E il teatro del Porcospino? E vabbè, il porcospino fu una cosa molto bella. Il Racconta un po'. porcospino nacque per una tigna. Vieni, sediamoci qua. Dacia e mia, e trascinammo dentro anche appunto Moravia. E eravamo andati a vedere un testo messo in scena in quello che poi diventò il Teatro del Porcospino, cioè il teatrino di Via Belziana, che adesso non esiste più. Ne ha recitati tanti, Francesco Di Miretti. È stato un attore che ha amato il mio teatro. Sono stato molto amato dal suo teatro e l'ho riamato. No, ho recitato varie cose. Atlantico, poi Scuola Romana, poi Ciano c'è la 27 e poi l'altro anno Tucidide. Vedi, questa è una foto di Enzo con Alberto. Eravamo più o meno appena sposati. È una fotografia fatta da Renato Guttuso, altra persona della nostra vita, mio professore al liceo artistico e nostro grande amico. È una bellissima foto, trovo, no? Qui invece andavamo con una barca a trovare Moravia, che aveva affittato una casa ad Amalfi insieme a Raffaele Capia e Ilario Chini. Qui Enzo con Dacia a un processo di Pierpaolo in cui un benzinaio aveva denunciato Pierpaolo di averlo minacciato con una pistola che aveva i proiettili d'oro. Qui la metafora era molto forte, ne abbiamo tanto parlato. Non fu una decisione semplice per tanti motivi anche comprensibili. Scrivere un libro su Pierpaolo. Ma insomma il tema era quello, cos'era veramente successo quella notte? Era stata una ricerca così di un suicidio per interposta mano oppure no? E appunto io sono convintissimo del no, insomma, per quanto ancora alcuni continuino a dire che Pasolini aveva cercato, secondo una cifra di estremismo decadente, di farsi fuori. Io non lo credo, non lo credo perché non solo era in un grande momento creativo, aveva così per le mani petrolio, aveva fatto uno straordinario film molto singolare, molto provocatorio, come Salò, che certamente non tradisce una stanchezza, tradisce una forma di disperato giudizio sulla storia d'Italia, ma questa è un'altra faccenda. Sai, poi quel libro è stato scritto anche sul dolore per quella morte improvvisa, un'amicizia venuta meno, una forte amicizia venuta meno, perché specialmente dal 66 in poi, da quando è cominciata la seconda serie di Nuovi Argomenti, il rapporto con Pierpaolo è stato un fitto e continuo rapporto anche di lavoro per fare la rivista. Sono stati gli anni così di questa collaborazione, così come era stata una magnifica collaborazione quella avvenuta al tempo degli scrittori della realtà, perché io sceglievo questa marea di testi e glieli passavo e lui me li faceva ritornare con una sorta di gradazione: questo va benissimo, questo va meno bene, questo lo escluderei subito, questa è una buona riserva, vediamo quante pagine ci dà Garzanti. Pierpaolo aveva un atteggiamento di continua conoscenza, aveva uno spirito critico fortissimo e ogni volta che appunto mi sono trovato a lavorare gomito a gomito con lui, io devo dire che
è stato così un rapporto anche fortemente formativo.